Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria per raccontarvi quel che succede in Veneto con l'emergenza coronavirus e per informarvi su quanto stanno decidendo di fare le autorità, il governo, la politica regionale per superare questa emergenza. Avete visto fino a poco fa la conferenza stampa del presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, poi la rivedremo perché ha detto cose davvero importanti. Fra le altre cose, Zaia ha ribadito come in Veneto si sia fermata o frenata almeno la curva dei contagi che poteva impennarsi, dice il Presidente, in maniera verticale. Purtroppo c'è da fare sempre il conto dei morti. L'isolamento di oltre 17.000 persone, dice Zaia, ricordiamo che sono davvero oltre 17.000 persone le persone in isolamento in questo momento in Veneto, dalla misura del grande lavoro che stiamo facendo. L'effetto tamponi, quindi importantissimo il numero dei tamponi che verrà fatto e che viene già fatto in queste ore per dare un quadro sempre più chiaro dell'emergenza coronavirus. Ricordiamo che il numero delle terapie intensive utilizzate è salito solo di poche unità da ieri a questa mattina, segno che, e questa non vuole essere naturalmente una lettura leggera della situazione in Veneto, ma segno che forse davvero la curva sta prendendo una piega più morbida. Ci sarà da aspettare naturalmente alcuni giorni per vedere come proseguirà la situazione. Noi abbiamo visto questa mattina i nostri servizi del territorio, dalle nostre redazioni, per capire cosa sta succedendo, e la redazione di Padova ci segnala un'interessante iniziativa che viene portata avanti nel reparto di isolamento Covid dell'ospedale di Schiavonia, il famoso Madre Teresa di Calcutta fra Este e Monselice, che è stato trasformato in un hub per pazienti positivi al coronavirus. Ci sono molti anziani e sono arrivati dei tablet per fare in modo che le persone parlino con i loro cari, un po' come facciamo noi nelle videoconferenze di Skype. Vediamo il servizio. L'isolamento, la paura, la mancanza di quella voce particolare di moglie, marito, figli che fa a casa è uno degli elementi difficili con cui convivere per i pazienti ricoverati in ospedale a causa del coronavirus. Un abbraccio virtuale è quello che da queste ore è possibile nella sezione Covid-19 dell'ospedale di Schiavonia, hub per la provincia di Padova. Qui sono operativi 11 tablet. Basta digitare il numero del familiare sulla schermata del tablet, premere il tasto verde e avviare la videochiamata. Il progetto è stato ribattezzato Empatia Euganea ed è di semplice utilizzo per il personale in corsia, a servizio soprattutto di chi non è dotato di tecnologie digitali adatte. I primi 11 sono operativi, ma non sono gli ultimi. Nei prossimi giorni arriveranno altri 20 tablet. Quindi la tecnologia viene in aiuto di tutti, perché se i malati hanno la possibilità di parlare con i loro cari grazie al tablet, noi per esempio giornalisti della TV possiamo parlare con i nostri ospiti senza averli qui in studio, che sarebbe anche sbagliato mostrarvi il movimento di persone in questo momento in cui ci chiedono di stare a casa. E quindi possiamo farveli vedere, possiamo intervistarli a distanza. Restiamo sempre a Padova, perché ormai lo sappiamo, questa situazione legata all'emergenza coronavirus sta colpendo in modo molto grave le aziende, e abbiamo le informazioni su quelle che sono le imprese che faranno ricorso agli ammortizzatori sociali nel Padovano. 2.260 sono le aziende della provincia di Padova che hanno chiesto l'utilizzo di ammortizzatori sociali legati all'emergenza coronavirus. Sono più di 37.000 i lavoratori per cui questi ammortizzatori verranno richiesti. Molti i settori coinvolti, dal metalmeccanico al commercio, il tessile, il legno e il turismo, ma anche lavoratori del settore dello spettacolo e delle telecomunicazioni. Sono rientrate in questi ammortizzatori anche 173 aziende della provincia con meno di 5 dipendenti e che occupano 582 lavoratori. Sono tanti lavoratori coinvolti e un obiettivo importante raggiunto anche grazie all'intervento delle organizzazioni sindacali. È necessario sospendere attività produttive che per alcuni versi
conoscevano già un loro rallentamento, perché il mercato veneto e il mercato padovano sappiamo che è finalizzato prevalentemente all'esportazione, non arrivavano materie prime, non arrivavano componenti soprattutto dal mercato asiatico, evidentemente c'è un rallentamento delle aziende, ripeto, per queste ragioni, ma c'è soprattutto la necessaria sospensione legata all'emergenza sanitaria in corso. Qualcuno ci accusa di essere stati da questo punto di vista degli irresponsabili. È irresponsabile a mio parere chi fa queste affermazioni, perché ce l'hanno spiegato in ogni modo che l'unico modo per evitare il contagio è stare all'interno della propria abitazione, limitare al massimo le uscite. I luoghi di lavoro sono per definizione luoghi di contagio, perché le persone, nonostante i protocolli di sicurezza che abbiamo introdotto e che non sempre vengono rispettati, e sono nell'ambito delle relazioni sociali, possono essere essi stessi dei veicoli, e quindi l'unico modo per contenere è evidentemente arrivare alla sospensione delle attività produttive. Allora, questa era la situazione a Padova. Rimaniamo a Padova perché abbiamo in collegamento Skype Filippo Segato dell'APE, l'Associazione dei Pubblici Esercizi di Padova, visto che i pubblici esercizi stanno vivendo una situazione davvero complicata, fra le più complesse di tutti i comparti del Veneto, che in questo momento, come il resto d'Italia, sono chiusi. Buongiorno. Ci sentiamo, siamo in onda. Buongiorno Ferdinando, buongiorno agli spettatori. Grazie per averci dato la disponibilità a questa telefonata, a questa intervista virtuale. Qual è la situazione allora? Perché insomma il polso di quelli che sono i pubblici esercizi chiusi in questo momento l'avete voi. Che periodo stanno vivendo i vostri associati? Ma la situazione purtroppo è a dir poco drammatica. Sappiamo che i pubblici esercizi, quindi bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, tutto quello che ha a che fare con la somministrazione di alimenti e bevande, prima ha avuto una forte, ridimensionamento con i vincoli di orario, quindi si poteva fare il servizio soltanto dalle 6 alle 18, soltanto per le persone sedute, e poi col decreto dell'11 marzo è stata sancita proprio la chiusura definitiva, quindi ormai sono diversi giorni che il fatturato è praticamente a zero. Ecco, ma i vostri associati cosa vi chiedono in questo momento? Quali sono le cose che vi chiedono di più in questi giorni di difficoltà? Sicuramente la stragrande maggioranza delle richieste riguarda ammortizzatori sociali, quindi come accedere alla cassa integrazione per anche tutelare il reddito dei propri dipendenti, dei propri collaboratori. Poi naturalmente un altro quesito molto gettonato riguarda gli aspetti finanziari, quindi questo famoso bonus da 600 euro per il quale stiamo ancora aspettando la circolare dell'INPS, che dovrà spiegare anche come accedere effettivamente e da quando si potrà accedere a questo bonus. Altro tema piuttosto importante è quello dei finanziamenti bancari, quindi come sospendere ad esempio i mutui già in essere o i prestiti già in essere, o come ad esempio avere accesso a nuovi finanziamenti per ottenere ulteriore liquidità, ad esempio per pagare i fornitori piuttosto che il proprietario dell'immobile nel quale si è in affitto. Un altro tema piuttosto gettonato è quello appunto degli affitti, come prendere contatti con il proprietario dell'immobile per chiedere un ridimensionamento o addirittura la sospensione e il congelamento delle rate dell'affitto, dei canoni dell'affitto per almeno 2 o 3 mesi per avere un minimo di respiro. Ecco, la situazione è davvero complicata. Le chiedo naturalmente se è un dato che avete sotto mano, a memoria, più o meno l'indotto, quante persone riguarda, quanti lavoratori, fra datori di lavoro, operatori? Allora, a livello provinciale di Padova sono circa 14.000 dipendenti, più altri 5.000 tra titolari, soci o collaboratori familiari, quindi sfioriamo circa le 20.000 unità. È chiaro che in questo momento su 20.000 ne starà lavorando circa il 5%, perché c'è qualche esercizio che effettivamente sta ancora lavorando, non come somministrazione ma con la vendita a domicilio, che è l'unica al momento attività
che è rimasta fattibile. Ecco, ricordiamo ai nostri telespettatori questa dinamica, perché all'inizio sembrava che si potesse fare la vendita per asporto. Mi ricordo ne avevate parlato voi dell'app per primi, dando un'interpretazione molto puntuale delle nuove norme. Poi invece è arrivata un po' la doccia gelata per tutti e può continuare a fare servizio solo chi fa consegna a casa. Spieghiamolo bene ai nostri telespettatori. Certo, bisogna fare la distinzione molto importante tra quella che è la vendita per asporto e vendita a domicilio. La vendita per asporto è quando io cliente vado dentro in pizzeria, ordino la pizza, il pizzaiolo me la consegna e poi me la porto a casa, e questa è un'attività che ad oggi risulta assolutamente vietata. Diversa è la vendita a domicilio, dove io cliente da casa mia chiedo la fornitura della pizza, quindi telefonicamente piuttosto che tramite un'app, visto che ci sono anche tanti servizi di cosiddetto delivery, e il ristorante, la pizzeria, la pasticceria, perché adesso anche qualche pasticceria sta implementando questa attività, mi porta la pizza piuttosto che il piatto di pasta, piuttosto che il dolce a casa. Ecco, questa seconda attività, che è appunto il servizio a domicilio del consumatore, è ancora, per il momento almeno, è ancora consentita. Ecco, senza fare pubblicità a nessuno, perché naturalmente non è quello il nostro scopo, ma è quello di fare informazione. Come fanno i cittadini, i nostri telespettatori, a sapere chi fa questo servizio? Ci sono dei canali, ci sono delle comunicazioni ufficiali dove la gente dice: ma io non ho voglia questa sera di farmi da mangiare, ho voglia di trattarmi bene e mi faccio portare la pizza oppure la cena a casa. Dove lo trovano? Stiamo vedendo anche delle pubblicità su internet piuttosto che in televisione, piuttosto che sui giornali. Praticamente ci sono queste piattaforme private, naturalmente, che si occupano di andare a prelevare la pizza piuttosto che il piatto di pasta presso il ristorante e portarlo a casa della persona che ordina tramite l'app. Però abbiamo rilevato che c'è una criticità, no, su questo genere di impostazione, perché sono tutte piattaforme non comunicanti tra di loro, per cui se io ad esempio scarico l'app della piattaforma numero 1, vedo tutti i ristoranti che sono affiliati a quella piattaforma, ma non vedo magari quelli affiliati a piattaforma concorrenti, che magari sono quegli esercizi che potrebbero fare magari il prodotto e proporre il prodotto che mi piace di più magari. Oppure ci sono anche tanti ristoranti e pizzerie che invece non si appoggiano a nessuna piattaforma, ma hanno semplicemente o un socio o un titolare o un dipendente che, motorino in mano o auto alla mano, va a fare il giro delle consegne. Per cui non c'è, almeno non ci risulta esistesse fino ad oggi, un posto unico dove andare a ritrovare, indipendentemente da chi svolge il servizio, quindi se direttamente col personale del ristorante piuttosto che con piattaforme esterne, un posto unico, dicevo, dove trovare tutte le offerte. Per cui abbiamo voluto noi come associazione provinciale creare questo primo sito internet dove ritrovare appunto la generalità delle offerte. Ecco, può dirci il sito internet, può dirci il nome del sito, tanto insomma siete un'associazione di categoria, quindi non facciamo pubblicità. Perché l'iscrizione è gratuita, libera e aperta a tutti, per cui anche il ristorante, il bar, la pasticceria, la gastronomia che volesse inserirsi trova nel sito il link per poterlo fare. È un modulo, un form da compilare in maniera molto semplice. Il sito è anche facile da ricordare perché si chiama www.gustareacasa.it, è un po' un gioco di parole tra gustare e stare a casa. Noi diciamo che insomma quello che ci anima è la volontà di, da un lato, far lavorare un po' di più questi pubblici esercizi, dall'altro lato anche i clienti stessi che sono a casa e magari non vogliono perdere l'opportunità di assaggiare qualche piatto insomma realizzato in maniera professionale e con ingredienti freschi e di qualità, e quindi vogliamo unire queste due esigenze, ovviamente collegate al fatto che si deve rimanere a casa, come dice sempre il nostro governatore Zaia e ci viene ripetuto, è una grande realtà, bisogna assolutamente muoversi il meno possibile. In questo caso il ristorante, il bar, la pasticceria sono loro che vengono direttamente a casa vostra, quindi www.gustareacasa.it. Ecco, naturalmente tutto quello che si muove, tutta la filiera, consegna compresa, va fatta con tutte le precauzioni del caso, quindi siamo certi che le persone che aderiscono a questo sito, a questa iniziativa, siano preparate e supportate dal punto di vista della sicurezza sanitaria, che in questi giorni è fondamentale. Insomma, arriva a casa una persona, l'ho fatto io stesso, ho ordinato del cibo, chi è venuto a casa è venuto in piena sicurezza, mascherina, guanti, cibo chiuso in contenitori, quindi era tutto
tutto molto sicuro. Siamo certi che i vostri affiliati, associati e chi partecipa segua queste indicazioni. Diciamo che lo si dovrebbero rispettare sempre le normative igienico-sanitarie e la stragrande maggioranza degli esercenti lo fa. In questo caso, in questo periodo in modo particolare, tutti quanti sanno benissimo quelle che sono le regole di comportamento, quindi da un lato quelle che sono tra virgolette quelle di base, nel senso utilizzare i contenitori per alimenti e modalità di trasporto che consentano il rispetto delle temperature, quindi prodotti freddi che vadano consegnati con le temperature corrette, così come i prodotti caldi per evitare la contaminazione da parte degli agenti biologici. Poi naturalmente, come giustamente ricordava lei, c'è nel momento della consegna da utilizzare i dispositivi di protezione individuale, quindi mascherine piuttosto che guanti e le corrette prassi. Noi abbiamo pubblicato sul nostro sito peraltro le linee guida predisposte da FIPE, che è la nostra federazione nazionale, in collaborazione con Asso Delivery, che è l'associazione di queste società che si occupano di delivery, e lì c'è veramente un decalogo da seguire in maniera corretta, anche con le prassi diciamo, che riguardano le modalità di consegna della merce e ricezione del pagamento. Ecco, adesso abbiamo parlato di situazioni positive, di notizie propositive, però bisognerà fare un po' i conti con quello che lascerà dietro di sé l'emergenza coronavirus quando saranno tolti imposizioni, divieti, decreti. Cosa avremo davanti? A cosa ci troveremo di fronte in quel momento? Sicuramente sarà un periodo molto duro, difficile. Lei nella domanda ha già dato anche un po' di risposta, perché ha detto quando saranno tolti i divieti. Il risultato, la risposta dipenderà appunto da quando saranno tolti i divieti. Noi oggi abbiamo una spada di Damocle fino al 3 di aprile. Sinceramente, parlando con diverse persone, mi viene riferito che sarà anche un po' difficile che per il 4 di aprile si possa tornare completamente a regime, quindi con ristoranti, bar, discoteche, cinema, teatri aperti come era diciamo fino a febbraio. Probabilmente ci sarà un periodo di aperture intermedie e quindi ci sarà magari l'apertura di qualche genere di attività o magari limitata nel tempo, o addirittura il 4 di aprile si deciderà di prorogare ancora per qualche giorno le attuali restrizioni. Per cui i risultati purtroppo li vedremo soltanto a consuntivo tra qualche mese, quando appunto le restrizioni saranno tolte completamente e vedremo sul campo di battaglia quanti morti saranno rimasti. Ovviamente parliamo in senso figurato, sì, certo. di imprese. Ricordo che ogni impresa di pubblico esercizio media occupa 4,7 lavoratori, per cui un pubblico esercizio che chiude vuol dire come minimo il titolare più altre 5 persone, quindi sono 6 persone che rimangono praticamente disoccupate. Tra l'altro il settore dei pubblici esercizi è un settore che dà lavoro anche a categorie un po' particolari, perché dà lavoro a giovani, quanti di noi hanno pagato gli studi universitari andando magari a fare servizio in pizzeria piuttosto che al bar o al ristorante, dà lavoro a molte donne, perché oltre il 50% degli operatori è di sesso femminile, dà lavoro anche spesso a immigrati, quindi a fasce anche di lavoratori che altrimenti difficilmente riuscirebbero a collocarsi nel mercato del lavoro, e per molti di loro è anche la porta d'accesso diciamo al mercato del lavoro, per cui insomma è anche un settore che a mio avviso andrebbe anche tutelato in maniera particolare anche sotto questi aspetti occupazionali. Ecco, prima di lasciarla andare le chiedo questo: che tutele possono essere attivate dal punto di vista occupazionale? Ma ad oggi c'è l'accesso, come per qualsiasi altra impresa, alla cassa integrazione in deroga per le imprese fino a 5 dipendenti e al fondo integrazione salariale per quelle oltre i 5 dipendenti. Stiamo anche noi come API istruendo diverse pratiche, siamo associazione di categoria firmataria del contratto collettivo, per cui vediamo direttamente anche tutte le varie pratiche, e direi che pressoché il 100% delle attività ad oggi sta avviando le procedure per la cassa integrazione, per cui insomma purtroppo sì, effettivamente non si riesce a far fronte con le risorse aziendali agli stipendi dei dipendenti, ma ci si affida a questi ammortizzatori sociali. Un quadro esemplare della situazione. Allora ringraziamo Filippo Segato dall'APE di Padova, l'associazione dei pubblici esercizi. Grazie, è stato veramente gentile. Credo che ci sentiremo ancora, perché insomma il comparto dei pubblici esercizi è fondamentale ed è giusto che facciamo il punto della situazione con chi ha il polso dei bar, dei ristoranti, di tutte queste attività. Grazie ancora a Filippo Segato, che salutiamo, ci sentiremo nei prossimi giorni. Grazie, arrivederci, buon proseguimento.
ringraziamo. Allora, avete sentito, questa non era un singolo bar, non era un esercente arrabbiato, non era una persona che si è fatta delle idee, questa era un'associazione di categoria, la più importante probabilmente di Padova e provincia, e che ci ha detto che il 100% delle attività stanno cercando di adempiere a quelle che sono le procedure per far partire la cassa integrazione oppure insomma gli ammortizzatori sociali, perché questa è la situazione. Bar, pizzerie, ristoranti, tutto chiuso, ma anche tutto quello che è il divertimentificio, possiamo chiamarlo, del Veneto, perché sale da ballo, cinema, non funziona niente in questo momento, lo sappiamo benissimo, e bisognerà fare i conti con questa situazione quando finirà l'emergenza. La domanda, e l'abbiamo ribadito anche con Filippo Segato dell'Appe, è quando, non se finirà, perché prima o poi finirà. Bisogna vedere quanto durerà e se i nostri esercenti riusciranno a superare tutti incolumi questa situazione. Adesso, prima di andare a fare una piccola pausa, chiedo alla regia di farvi vedere quella che è l'IBAN attivato dalla Regione del Veneto per le donazioni, perché sappiamo che c'è un conto corrente, sappiamo, ci ha detto Zaia, che sono stati già raccolti 13 milioni di euro oggi, è una cifra davvero importante per combattere il coronavirus con la solidarietà. Questo è l'IBAN, lo vedete, ve lo lasciamo in modo che possiate scrivervelo o fotografarlo. Causale sostegno emergenza coronavirus, intestato alla Regione del Veneto. Lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook, lo trovate anche sul nostro canale Telegram, assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la solidarietà, ma anche alle notizie di servizio per poter affrontare al meglio questa emergenza coronavirus. Sono le 3, facciamo adesso una brevissima pausa, ci vediamo fra pochi minuti con altri ospiti, altre interviste, naturalmente virtuali, e quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. State con noi.